se ti piace il lavoro che facciamo, il lavoro di informazione che facciamo per la nostra città, ma non solo per la nostra città a livello provinciale, seguici appunto sul canale YouTube, appunto cliccando sulla campanellina come puoi vedere dalla ripresa che vedi sotto, e anche mettendo il mi piace sul video, il mi piace quello di YouTube, o se vuoi il non mi piace su YouTube è possibile anche mettere il non mi piace, perché così comunque fa alzare l'algoritmo e comunque abbiamo una maggior penetrazione sulla nostra zona. Se lo fai ti ringrazio, ciao, e grazie ancora che siete sempre con noi. Ciao. Torna il sereno in giunta. Dopo che sabato mattina l'organo di governo cittadino aveva bocciato una delibera promossa dallo stesso sindaco Alessandro Ferro, relativa all'assunzione di un segretario particolare del sindaco e del trasferimento di un dipendente di categoria C all'ufficio del giudice di pace, dove avrà il ruolo di cancelliere. Questa mattina a mezzogiorno la giunta si è di nuovo riunita, il sindaco ha ripresentato il provvedimento e questa volta gli assessori lo hanno approvato all'unanimità. C'erano dettagli tecnici da discutere con questi ultimi, afferma il primo cittadino, e ora tali questioni sono state risolte. Venerdì avevo ritenuto di portare all'attenzione della Giunta il provvedimento. A torto o a ragione andrà approfondito come mai alcuni argomenti di normale amministrazione escano dagli uffici prima che vengano emessi atti formali. Conclude il sindaco Ferro: la mia leadership in Giunta non è in discussione. Le discussioni ci sono e ci saranno, come in consiglio comunale, non sono novità per questa città e basta saperle affrontare. I miei detrattori si mettano ancora in pace, piaccia o no, concluderò il mio mandato la prossima primavera e continuerò a lavorare per il bene della città. Sta di fatto che finora mai la giunta del Movimento 5 Stelle aveva bocciato un provvedimento promosso dal sindaco, che suonava come un atto di sfiducia, specie per il suo contenuto. Questa mattina in piazza Todaro a Sottomarina, Chioggia Azzurra ha dialogato con il neoconsigliere regionale Marco Dolfin, proprio mentre stava passando l'altoparlante, che declamava il ringraziamento della Lega alla città. Sì, tante persone si sono messe a disposizione, esordisce l'esponente leghista, e riconosciute nella mia candidatura, anche al di là della forza stessa della Lega. Questo è stato il prologo al buon risultato, per raggiungere il quale c'è stato tanto lavoro ed entusiasmo fin dall'inizio. Ringrazio davvero tutti, anche Ilaria Turatti, con la quale abbiamo fatto campagna assieme a Cavarzera e a Chioggia. L'esito, oltre 3.000 voti nell'area metropolitana, più di 2.700 solo in città, è stato anche superiore alle aspettative. La Lega a Chioggia e a Cavarzera ha superato la lista Zaia, che non aveva rappresentanti locali. Bisogna ricordare però, continua Dolfin, che la lista Zaia è sostanzialmente fatta di leghisti e simpatizzanti. Il consigliere regionale insiste spesso nella sintonia all'interno dell'area meridionale della provincia. Pur avendo ben governato, è stata non di rado posposta rispetto ad altre zone. Sarà mio compito portarne la voce e trovare soluzioni ai suoi problemi endemici. Marco Dolfin però non ha intenzione di andare in regione con la lista della spesa. Sarà il caso di concentrarsi su alcuni dei temi, dice a Chioggia Azzurra. Per esempio, il lavoro nei trasporti mi porta ad avere una particolare sensibilità, anche assieme alla collega Montanariello, che sarà tra i banchi dell'opposizione. Ma bisognerà occuparsi del territorio a 360 gradi, finalmente rappresentarlo quando si parla di pesca, turismo, agricoltura, eccetera. Essere in maggioranza mi dà una responsabilità in più, conclude Marco Dolfin, e di certo starò attento a non fare figuracce con le attribuzioni delle competenze in capo all'ente. Di qui inizia anche la campagna per le elezioni comunali del 2021. La partita non è finita e continuerà fino a dare a Chioggia un sindaco di orientamento differente rispetto all'attuale. Nell'estate appena conclusa, 100 bagnanti a Sottomarina hanno simulato il massaggio cardiopolmonare e la disostruzione pediatrica negli incontri organizzati dall'Ulstre lungo la spiaggia. Ognuno di essi ha aderito ai corsi salvavita direttamente sulla sabbia, un'iniziativa che rientra nel progetto Vacanze Sicure realizzato da una decina d'anni grazie al contributo della Regione Veneto.
Hanno aderito esattamente 98 persone, di cui 68 donne. L'età media dei partecipanti è stata tra i 40 e i 50 anni. Sono stati operai, casalinghe, pensionati, studenti, insegnanti, commessi, docenti universitari, liberi professionisti. Tra i partecipanti 9 conoscevano già i metodi di rianimazione, 62 li conoscevano solo parzialmente e 27 non avevano alcuna esperienza. Gli stabilimenti coinvolti sono stati i bagni Arcobaleno, il camping 3-2, i bagni Ardi, il camping Adriatico e lo stabilimento Indiga. Quest'estate, spiega il primario del pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia, dottor Andrea Tiozzo, nonostante l'emergenza Covid abbia imposto accortezze maggiori per iniziative di questo tipo, abbiamo registrato lo stesso una buona partecipazione di residenti e turisti, alcuni già aderenti in passato. I corsi salvavita dell'Ulstre sono stati organizzati gratuitamente dagli istruttori del gruppo italiano dell'IRC per la rianimazione cardiopolmonare, in forza all'ospedale di Chioggia. A distanza di un anno dalla scorsa lusinghiera edizione, torna anche a Chioggia il Veneto Legge, manifestazione promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con le amministrazioni locali e le biblioteche. Da oggi pomeriggio, mercoledì 23 settembre, fino a venerdì 25, saranno tanti gli appuntamenti dislocati in centro storico e anche a Sant'Anna. Si inizia oggi alle 17 nel giardino di Palazzo Grassi, quando il gruppo Nel Mar delle Storie e l'Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, daranno vita alle prime letture alla cittadinanza. Domani saranno i poeti locali a prodursi in analoga iniziativa all'interno dell'Università Popolare con accesso da Calle Manfredi. L'appuntamento sarà alle ore 16. Venerdì il clou, in mattinata letture nelle scuole, poi dalle 16 sotto il porticato del comune, maratona con tutte le realtà che hanno aderito. Alla stessa ora la biblioteca di Sant'Anna leggerà il gruppo Sant'Anna che cresce, quindi dalle 16:30 alla sala conferenze del museo civico in Campo Marconi. Le letture saranno destinate all'infanzia tra 5 e 10 anni, con prenotazione obbligatoria al numero 041 550 1110 o all'indirizzo mail fbiblioteca@chioggia.org.